che comincia c'è. Continuazione. Allora io ho preparato questa diapositiva già che serve non fatto qua questo riassunto, cioè che devo andare veloce, intanto devo rientrare. Allora intanto devo rientrare. 20 minuti. Quindi che minuto o 20 minuti? Dai, io non lo vedo. Allora, vabbè, è chiaro che siamo a ragionare della persona meta importante, cioè Simon Mossa ha lasciato traccia già dopo che non prima, e sostengo che se vivi tu non fitti apprezzato come lo apprezzamo noi gioie, cioè probabilmente Simon Mossa usa un partitura che tutto canto aspetta io non batte su un indipendentista perché 7 partiti l'hanno annunciato che nasce come quindi sono perché 8 su quelle 8 partiti non va nessuno che contesta te Simon Mossa, quindi siamo ragionando di un territorio con partiti insomma, cioè che non vi riconosciamo tutti, è chiaro che però nessuno tira su cucuzza la sua insomma, cioè Simon Mossa è stuno, ma poi dopo l'interpretazione sono adattata al suo orientamento politico o al suo orientamento culturale, ma più che altro del schieramento politico del che serve il movimento indipendentista. Io non fa altro che trattare la scorta da chi sono nati, insomma, a che ne vogliono un commento semplice. Allora, Simon Mossa un tretto con un partito dai tutto l'indipendente potete bastare prevaricare entro l'uomo con una compartizione insomma, cioè non basta fare almeno su quei costumi, cioè visto che non è possibile che siamo stessi bozzata l'idea del partito unico, nada da chi l'usardismo non è concentrabile o rappresentabile da un partito, ma è un universo politico, è una filosofia. Quindi in questo universo politico va diverse sfaccettature che si formano politicamente e che si distinguono in una sacra. Cioè un universo politico normale, come è normale l'universo politico italiano. Non è che in Italia esiste sul partito del suo italiano, non esiste qui, o del suo italianismo. Esiste in diverse sfaccettature, a destra, manca, centro, sinistra, movimento e così via, come in qualsiasi universo politico del suo mondo. E siccome se la nazione sarda è una nazione normale, noi pensiamo che l'universo politico sardo sia un universo politico normale, e non è fatta espressione, scrittura politica del partito. Allora, non da innanzi, iniziamo Antonio Simon Mossa, semene dell'indipendentismo. Antonio Simon Mossa incontra semene del nazionalismo sardo, ha tornato a pastinare in questa pastinatura che è distinto e che ha dato un contributo umano per capire che il sardismo è un pensamento universale e non un programma politico del partito, è che l'unico cammino può arrivare a liberare la nazione sarda è l'indipendenza, lo Stato nazionale sardo. Cioè non date le possibilità, se viene la cannotata del federalismo, lucrare che il federalismo è una nazione libera già, non tra nazioni in un binatura predominante che data sul federalismo, presta sul federalismo a altre nazioni sottomessa. Legai non è escluso un federalismo vero, ma è una riverniciatura di un accordo del giudiziario. E sapete capire che a tapito, resta abbizzato, diretto, adesso se sbaglio scrivi fa che sul partito sardo, le cale fitti sul cammino di Ezechiele e le cale che sul riferimento del polmano che ponevano troppe a sapere protorrare già dignità della nazione sarda. È certo che mette queste cose che oggi è nato l'indipendentista, il terzo millennio, cioè l'indipendentismo moderno, non è incontro le società nella questione. Credo che il contributo suo non sia stato facile arrivare a chiarire e inquadrare certi concetti che servivano
a dare vestimenta giusta alla sua nazionalità di Musardo e al suo giardino indipendentista. Fa male, quindi, ma non voglio andare a parola all'esca, se no non mi allungho troppo, io mi conosco e non prefero le colleghe scusi da un'idea che comincia a parlare, non mi fermo facilmente. E quindi, guardate bene, io che sono scritto su Popolo Sardi sul 1973, praticamente, non conoscia Antonio Simmomossa. Io conoscevo Emilio Lusso, la parte di una riunione del Popolo Sardi, che Emilio Lusso che queria patrocinare la nascita del Popolo Sardi, è nato fino a Simmomossa è già morto in questo periodo. Io non conoscevo Simmomossa, conoscevo Eliseo Spiga, città di Campania, che è un'università contadina scritta da Eliseo Spiga, non conoscevo Simmomossa. Simmomossa l'ha fatto molto, io sono praticamente 80, cioè del 88, 79, una cosa là, insomma. Però tanta di queste cose che ha scritto Simmomossa è già maturata di Sacconca dopo l'esperienza appunto di Sicurezza. Cerco di andare veloce, scusate. Allora, lo sartismo sentito universale. In occasione di un viaggio pare su Mario Medici, in un in Veneto indipendentista basco, catalano, galeziano, gerlandese e altro, dato che lo conoscia tutti, in una parlata fatta in Strasburgo, in Sant'Ugaine, del 1369, con clarezza naraiata, riferendosi a San Nazione ripetita che aiata visitato. Naraiata. Se anch'essi avvertono questo anelito di libertà che noi chiamiamo sardismo, che niente che ha numeri diversi, vuol dire che il sardismo è idealità universale, è non fatto il fenomeno provinciale come i proconsuli e i servitori del potere statuale si compiacciono di affermare, che accade sul tentativo di questa politica ufficiale del tanno. Perché poi nel sardismo sono giaculatori adesso usate lo spartitolo, quindi non che pugniamo in coca. Allora, Partito Comunista, Partito Democristiano, comunista, sardista, socialista, democristiano, sardista. Cioè il sardismo diventa un accessorio del suo sistema politico italiano. E io mi sento di cosa trappola, guardate bene, è stata la nascita del suo popolo sardo a cercare un fatto tutto il schema, ma stanno governando le cardia e le tesinate le soci, che ne sono mere di questo rapporto di intermediazione tra il sardismo e il comunismo, il PC che stanno imperante come cultura politica. Andiamo da innanzi, sto cercando di aumentare la velocità, scusate. Allora, l'indipendentismo non è separatismo. Questo è un altro del concetto, state attenti che non capitati spesso di rugare sopra sul concetto del separatismo, ma noi da chi non dobbiamo separare? Noi non dobbiamo separare da nessuno, che si separa chi è tenuto unico. Noi siamo due, una nazione diversa, non è una nazione dominata e un'altra è dominata. Quindi il rapporto nostro non è di separazione, ma è di liberazione. Il separatismo, chi è del separatismo ha l'appartenenza alla nazione italiana. No, il nostro non è separatismo, è di liberazione. Scommetto che l'Algeria ha realizzato il separatismo rispetto a Savranza. No, l'Algeria si è liberata dalla dominazione francese e sa che si pone sul rapporto nostro. Noi non dobbiamo separare, non dobbiamo liberare da un'altra contingenza statuale che non mantenete in sudditanza. Prima si narraiata Aragona, si narraiata Piemonte, prima si narraiata Gallo Caccatera cosa, che non la combina l'austriaco e così via, ma in tutto altre entità. Quindi noi non dobbiamo separare da nessuno. E se Simmomossa non è da mai, non chiari mai questo concetto di separatismo, però dal suo contesto io a questo punto dobbiamo razionalizzare, rendere comprensibile al popolo sardo, oggi fuorviato dal funzionarismo dei partiti coloniali, quella intuizione di libertà che lo agita. Quella libertà si chiama indipendenza politica ed economica e giustizia sociale. Libertà che significa che i sardi devono essere prima di tutto padroni della loro terra, arbitri del loro destino. Questo quindi per rendere la sovrania completa, totale, insomma, come entità normale, come qualunque.
situazione statuale vera. L'indipendenza può fermare il genocidio. Il scopo dell'Italia, e sarà cosciuto, figli ed este, le impone a Sossardo non solo un Stato anziano, ma pure una nazione anziana, una storia e una cultura anziana. E che in questa diversità, questa dominazione italiana rispetto a questa dominazione aragonese e spagnola, mai hanno tentato di non imporre questa nazionalità spagnola. Cioè non è mai successo. Invece l'Italia non solo ti impone questa dominazione territoriale, ma ti impone sulla dominazione nazionale. È scambiato totalmente. Questo dominatore è un dominatore difficile, metta più difficile del sardo da combattere, proprio che non sono sardo, non sono sardo, ma pure italiano. Su danno a questo è madornale, non hanno fatto un danno incredibile. Difficile a ritornare. Torniamo a separare Simon Mossa. Il genocidio di un popolo non è solo la distruzione fisica, anche il colonialismo e l'integrazione forzata arrivano allo stesso risultato. Cioè il genocidio di un popolo non è che il genocidio è solo sul popolo armeno, o su chi non fa che come sul popolo curdo. No, esiste anche lo tipo del genocidio che hanno popoli scompariti. Cioè che ne cancellate del resto dell'articolo 15 della Costituzione italiana il tenata, che è una nazione unica, cioè quindi praticamente non esiste, già cancellato con questa Costituzione più bella del mondo studazzo. Cambiare pagina mi conviene, scusate, che ne passo ora. Sento che hanno pubblicato no, è una posto. Allora, hanno veloce? No. Saluta de classe non è mamma de saluta di liberazione nazionale di un popolo impedito. Un altro del solo impedimento, manno, che lo spartito politico e intellettuale organico all'italianismo, hanno posto sul giardino indipendentista discorso per far credere che la lotta della liberazione nazionale di un popolo sia una specie di un aspetto e dunque una parte della lotta delle classi. Questa questa teoria, solo in poco tempo resistita a ingradinare a Simon Mossa, giocare diretto e resistito a inquadrare la questione che io non si non regolavo. Non è il schermo zero? No, ma non dipende vecchio, dipende da progetto. Allora, la rivoluzione sarda per la indipendenza ha significato non tanto e non solo di emancipazione economica e sociale e di una classe, proletariato sardo, ma anche e soprattutto di libertà dell'intero popolo isolano. Il popolo sardo è nel suo complesso una classe subalterna, ma la forza di un popolo è maggiore di quella di una classe oppressa e prima o poi finisce per emergere. Cioè, che succedendo pur come, insomma, praticamente, ecco, abbiamo qualche esperienza in autodeterminazione e così via. Sul problema di classe esistiti e i teacchete a fortito indebiliti sul movimento indipendentista, assaine. Cioè noi siamo una entità unica che combattimos contro il Stato, entità unica che nos opprimete o no? Cioè, allora, la divisione ideologica, indebile Italia, no! Perché l'Italia non domina tramite cultura, scuola, esercito, non domina che tutto l'istrumento di ogni Stato. Indebile della nazione sarda resistente, sì, alla fine in realtà in tutt'altro, e infatti sì, queste sono le percentuali che poi non sta parlando. Scusate se hanno fatto al di là del suo. Ecco qua. Andiamo da innanzi, ecco qua, baronia feudale no, alla sindacalista e politicante. Si venne pur conto che metta del corso della forza politica e sociale che si vantano
di essere anti-imperialista, sono in Sardegna armas potentes dell'imperialismo italiano, al suo pari dell'occupazione militare, della polizia e del suo neocapitalismo colonialista. Alle baronie feudali dei tempi passati si sono sostituite oggi le non meno spietate baronie del neocapitalismo colonialista, della burocrazia onnipotente, del socialismo di importazione, dell'occupazione militare e poliziesca, baronie di un nuovo feudalesimo che ha svilito e raffrenato ogni e qualunque processo di sviluppo in una sorta di orgiastica congregazione tra operatori capitalisti e gruppi di sindacalisti e politicanti guidati e sorreti dai gruppi di potere feudalisti, di una lucidità estrema, di una attualità estrema, incredibile. Questo li scrive Simon Mossa, li scrive prima del anno 70, li scrive, e ha già visto che lucidità che ti rappresenta in anno Cardia, che ti su più progressista, ma vediamo poi di qui là, eccetera, eccetera, che Cusorini, oppure Antonio Dore, Velio Spano, eccetera, eccetera, che il conservatore da su massimo, proprio di una cultura politica dominante e dominatoria. Sapelea del suo popolo sardo non è sola, ecco un'altra intuizione dell'utilità di Simon Mossa. Simon Mossa ha già compreso che Sapelea del suo indipendentista sardo è Samattessi del suo bascolo, corsicano, catalano, galiziano, galleso, irlandese ed emetta altre nazioni impedite, che solo in Europa interessano più di 50 milioni di persone. E ha compreso pure che una pelea post-indipendenza a Paco risperato dell'esercizio i beneti impostata solo in un scontro diretto contro il Stato che domina, la nazione impedita. Cioè ha compreso che tocca a ponere sotto canto sparidi, anche se questo è possibile, infatti si è inventato un movimento europeo del sonnazionalista di tutta Europa. La nostra lotta però dovrà svolgersi nel quadro più vasto della lotta che combattono gli altri popoli oppressi per la conquista della loro libertà. Se dovessimo agire da soli saremmo destinati al fallimento più clamoroso. Cioè, se noi pensiamo, Giabbero, che la Corsica possa vincere contro la Francia, o che lo Sardo possa vincere contro l'Italia, ma cosa sono imperialisti? Una da mollare in un qualunque cantellerio del territorio, ma la Corsica è passiva rispetto a Sarraggia, ma non la fa mollare mai, come in Inghilterra non ha mollato le Falkland, che su chi vi potete vestire da essere Falkland, perché in un viaggio solo può biennare, ma la più importante, l'imperialismo è il fatto grave. Non guardare innanzi, quindi va qua. Per un'Europa del suo popolo e non del suo Stato. E ha compreso che lo Stato-nazione, Italia, Francia e Spagna, a costo di spendere su meso delle risorse del Stato, mai hanno a rinunziare a una parte del suo territorio, del suo impero, e mai hanno a essere disponibili a riconoscere l'esistenza e il diritto nazionale del suo popolo che mantiene nel permesso. Pensa che la soluzione poteva arrivare da un contratto compartito tra le nazioni e gli Stati dell'Europa. È un'Europa nuova che esiste vraicando e che si deve fraicare poi riunione che abbiamo fatto in Nizza, abbiamo rappresentato una risoluzione che va per le nazioni senza Stato, che abbiamo preparato in Palazzo Spinelli, tramite un senatore, cioè un deputato europeo, Coldo Gorostiaga, che ha formato questa commissione, del Saccarà, che fa parte di Puglia, e abbiamo preparato una norma da inserire in questa Costituzione europea, però poi in Nizza è brincato tutto e non si fa tutto. Il nostro principio è quello di un'Europa delle etnie, supera il vecchio concetto di una Europa degli Stati. A cambiare innanzi, abbiamo bene che è finito, un attimetto, cambio pagine, non prendo il ballare. Pagina su, pagina giù.
affinché te le scuole. Più o meno sì. Ecco, autonomia, ecco, toccato pure l'argomento sull'autonomia, che è stato cantuito l'autonomia una crapula praticamente con che morrere qualsiasi tendenza a sa liberazione. Autonomia, si via tabissato pure che già stropea l'autonomista non solo limita la sovrania del suo Stato, ma via pure un impedimento a economia e a sviluppo del suo popolo usario, che l'autonomia affiata ad essere strumento per mantenere in sudditanza la vita. Non vi sono per noi altri tipi di libertà se non quello che otterremo con la conquista della piena indipendenza. La strada è aperta, ma è dura e cosparsa di ostacoli. Noi siamo certi che la questione sarda, che si trascina senza speranza da 120 anni, da quando il Piemonte con un colpo di mano procedette all'annessione della nostra isola, potrà avere una soluzione soddisfacente quando avremo il nostro Stato e così costruiremo la nostra storia, la nostra economia, la nostra redenzione sociale in un mondo di popoli liberi e uguali. Mi pare che sia la quart'ultima busta della diapositiva. Federazione delle nazioni che è stata, ha già pensato appunto a federare, a costituire, proprio a ballare a questo progetto dell'Europa, del suo popolo, e ha pensato di formare una federazione delle nazioni che è stata, confederazione delle etnie, lei ha chiamata. Poi il Bissato Zampa ha scritto un libro in tre, come no, che sviluppa questa questione. Cada una con sua particolarità sua, unita da un matessi fronte contro la sua Stato e nazione. Federalismo ben inteso, chiaro di testi, che poi c'è federalismo ben inteso, che è ben lontano da quello politico di sopraffazione dei grossi gruppi capitalistici che dominano in questo periodo storico l'Europa occidentale e che vogliono asservire le zone periferiche, marginandole secondo una visione che è soltanto ed unicamente colonialista, ma che presuppone una chiara e multiforme azione di base di tutti i popoli che oggi oppressi e schiacciati dalle nazioni Stato, così di discendenza imperiale e napoleonica, potranno costituire l'ossatura di una nuova federazione intercomunitaria in cui le rappresentanze in sede di assemblea federalista siano effettivamente paritetiche e del principio di libertà e di uguaglianza non sia più un'affermazione dell'etaria senza contenuto concreto, un'idea chiara quindi del suo rapporto che sono date le scuole. L'Italia non può essere e non chiede di risolvere il problema del sociale. Ha compreso che l'Italia non solo non chiede, ma è pure incapace di risolvere il problema del sociale e che è ora desidera liberare, però entrare in suo mondo moderno come un tesardo suo libero e non come un tetrato italiano. L'Italia ha dimostrato, parola sua, la sua incapacità e la sua impotenza nel risolvere i nostri problemi. Troppe volte e per troppo tempo abbiamo concesso una dilazione allo Stato italiano perché facesse ammenda del passato errori, ma lo Stato italiano ha dimostrato e dimostra oggi di essere ferocemente colonialista e liberticida nei nostri riguardi. Fare a meno dell'Italia diviene oggi per noi una necessità, non è solo un diritto, ma diventa pure una necessità. Non vi sono altre strade da percorrere, noi vogliamo conquistare l'indipendenza per integrarci, non per separarci nel mondo moderno. E qui no che torna a porre questa parola del separativo. Allora, andiamo innanzi, questa mi pare, quindi questa sì. Autonomia è strumento di sudditanza, perché ha pensato pure che la stropea l'autonomista non solo limita la sovrania del sociale, ma abbiamo pure un imperialismo, questa l'abbiamo già fatta. Questa l'abbiamo già fatta, non la dai innanzi, chiudiamo.
liberi e uguali. Allora, se gabbia meridionalista, cioè in questo periodo specialmente, ma non l'hanno strazzata fino agli anni 90, la questione sul meridionalismo, fino all'ultimamente avevo partecipato a un dibattito fatto da questa fondazione desinata, così non dovesse Pietrino Solgiu, fondazione Oggiano, proprio sulla questione sarda, e abbiamo già avuto occasione di chiarire che la questione sarda è una questione sarda, non è interna a questione meridionale, ma è una questione a sé, cioè non interna quindi sul contesto, ma in fuori del suo contesto. Noi non siamo a periferia di nessuno, noi siamo un'altra entità, cioè non è che noi siamo periferia e quindi subimos una discriminazione, no! Noi non siamo periferia, siamo un altro centro che subito una dominazione, non una discriminazione. Quindi non è che noi, superata la discriminazione, non esiste più questa questione nazionale sarda. No che non legali. Se non viene stipendiare, trattare solamente, trattato come trattato sul Valdostano, che sono finanziato praticamente da essi stati. Ecco, se non dobbiamo trattare legali, non di avere a mancare la questione sarda, che non rientra questa questione di discriminazione meridionale, ma rientra in una cosa. Conto fa due entità, una centro, esatto, è la centro, uno centro dominante, esatto, il centro dominante, non siamo la periferia assolutamente di nessuno. La gabbia meridionalista, a nulla sono servita, considero meridionalista, non disinteressato perché arrivano a Simon Mossa, che è attaccato dai Gonzala, dai Samanca italiana, specialmente stanno rappresentata in particolare dai SUPC. Solgiu, Pilastro, Scardia e altri che non fa chi andate che denare e tornare a narrare Cramenne, Gramscia, Testimonzio, chiaramente non si sa, ma è una Gramsci, dopo che vabbè, Testimonzio cada momento. Che la questione sarda, magari è capito qualche particolarità, per noi è da vista in questa questione meridionale, appena cada male possibile, un'area pilastro. Certo, nel quadro generale del programma meridionale, la Sardegna occupa un posto particolare e si distingue per alcune caratteristiche peculiari. Isolare la questione sarda da quella più generale del meridione, che il Boboi l'Endoliata, può dar luogo ad un grave errore che fatalmente conduce a conclusioni del tutto sbagliate. Anche Antonio Gramsci aggiungia che ci pagliava. E aggiunge che a me negavo impegno fai bene in un articolo che si Mossa e ha scritto in Sardegna Libera sul 1971, cioè praticamente si è morto sul 71, praticamente con le more era descritto questo articolo e Pilastro è attaccato. Non voler comprendere che gli alleati naturali delle masse popolari sarde, prima ancora che i curdi e i lacuni, sono gli operai, i contadini e grandi masse di lavoratori del nord e del meridione d'Italia, significa di fatto condannarsi all'isolamento, giungendo addirittura a vedere nemici laddove erano invece le più grandi, forti risolutrici della questione sarda e della questione meridionale. Siamo stati individuati il sindacato italiano di Sardegna, ma che non è stato individuato. Sindacato, tra l'altro, che è partito PC che usa sul concetto di massa, cioè contadini operai esistono in canto massa, non in canto persone, chi diritto, chi problema, personale, delle famiglie, no, esistono in canto massa, per guidare. Massa deve guidare in modo tale da guidare a seconda del a questione che nella maniera da immagine. Un attimino l'ultima cosa per stare per fare la parte, no, annulla, vabbè, diciamo bene, sta fuori. Ecco qua. Gli amici dell'orchestra comunista lo Scarmaiota. Vero l'istrumento dell'imperialismo italiano in questo ziodo, che Antonio Simon Mossa ha chiamato gli amici dell'orchestra comunista, che su qualche risolo, pare che in Seracco democristiano, socialista e fascista, provando che hanno posto e sono si che Napoli impedimento, ormai la sua cultura, la sua economia e la sua esistenza matessi della nazione. Simon Mossa in su Pesare, su Vacche,
ha dimostrato di essere liberato da questa spropriata mentale che il culturalmente colonialista pone da sociale, da essa nascita, ed è riuscita a ponere a pastero genere di libertà che noi siamo si tiene a coltivare e che ha per usarlo ci liberano dai trofei mentali che nos preparano a una vita di gerarchia dell'uomo nostro. Guardate bene, che noi si batta un'azione anticomunista assolutamente, siamo già danni l'entità del potere, siamo già danni, il PC non è solo ideologia, ma è un centro del potere incredibile, insomma, che controlla tutto, che voi state schemi all'inupina, insomma, pertanto potete essere stato l'istimema, gioia, eccetera, eccetera, che a me mi fu il paesano, ma seppur i prigionieri di questa orchestra comunista, tanto è che è stato candidato con su PC a comunale di Cagliari, è stato, ma solo a fine vita si è reso conto mi all'inupina di caleiti questa situazione, cioè la rivolta dell'oggetto, potete essere stato, ma la rivolta di mi all'inupina è arrivata tardi, metà tardi. Allora andiamo quindi a stancare, basta, anche in quest'ultima diapositiva, che la museista abbiamo già messo, anche se avvertono questo merito, io ho terminato. E credo toccare questo rispunto principale, che interpretando chi si è iscritto, insomma, chiaramente iscritto è tutto che Antonio Simon non ha scritto un documento politico, non esiste un documento politico del Simon. Questo sono cose spiccate dalle varie cose che ha scritto, insomma, grazie a Zampa questo libretto praticamente si deve a Giampiero Romano, le stesse che ha fatto questo compendio, io ho custodiato questa diapositiva dai notte, e poi vabbè, ma poi adesso viene l'articolo in originale di Rosato, quasi tutti, di Antonio Simon Mossa, e vi confermo che Zampa ha fatto un lavoro veramente buono.